Corrado Callegari, buonasera. Alex Marangoni e Vincenza Saracino, le loro vite si sono interrotte in maniera drammatica a pochi giorni di distanza. Sono due morti violente, due morti avvolte nel mistero. Callegari, lei è d'accordo che stia aumentando un po' la violenza, cioè che ci sia più aggressività nella nostra società? Per me c'è più aggressività, perché anche stasera, prima di venire qua, uno ascolta il telegiornale e sente un sacco di fatti che succedono, anche l'ultimo femminicidio, quello di Roma, in una maniera proprio così spietata. Uno si presenta col fucile a canne mozze davanti a casa, la chiama e gli spara addosso, uno che comunque, da quello che si capisce, aveva già dei precedenti. E poi sono questi due fatti qua che bisognerà capire dalle indagini da cosa sono dovuti, perché uno prima sembrava il ragazzo, Alex, che fosse un qualcosa dovuto alle droghe assunte durante il rito sciamanico, invece adesso sembra che ci siano un'arma contundente che lo abbia colpito, quindi staremo a vedere. Poi ovviamente l'altra invece, quella della zona di Preganziolo, e quella sicuramente è un atto criminale, perché gli hanno tagliato di fatto la gola. Bisognerà attendere poi le indagini per capire da dove provengono questi atti di violenza, insomma. Basta che quello che lui dice sia attendibile, come il fatto che ha detto, come hai detto di Mestre, a due persone che sono nate e vissute a Mestre, che sanno come è stato il territorio di Mestre, come si è modificato e quali sono state le motivazioni per cui si sono modificate. Io apprezzo anche quello che ha detto Venturato, giustamente, che si presenta qui i dati statistici, però la percezione che si ha non è né la fotografia che dai tu né la fotografia che do, ma non la percezione della stampa, hai capito? Non la percezione della stampa, è la percezione nel territorio. Ma io ci sto bene, a Mestre non è mai successo un fatto come quello che è successo vicino al cavalcavia di Mestre, dove due moldavi hanno preso una persona e l'hanno pestata, massacrata. No, vabbè, quello è quello che succede adesso. Adesso non sappiamo chi è che abbia ucciso la signora, quella lì di Preganziolo, magari domani scopri che c'è qualcun altro. Vabbè, insomma. Poi volevo dire una cosa al collega dei 5 Stelle, che quello che è successo in Parlamento l'altro giorno non è la prima volta che succede. Io sono stato 5 anni giù in Parlamento a Roma e ti posso assicurare che più di una volta ci sono state delle risse contrapposte tra varie figure. Per me quello dipende dal fatto che è cambiata la classe politica che adesso ha accesso in Parlamento. Io sono stato un grande oppositore della prima Repubblica, quando ho cominciato a militare nel partito che poi ho lasciato, ma devo dire che un certo comportamento, un certo stile, adesso in Parlamento non c'è più rispetto alle figure di una volta. Per carità, poi c'erano risse anche negli anni 50 in Parlamento. Anche il fatto, e mi dispiace per il collega di Fratelli d'Italia che è qui in coso, che quando si parla di comportamenti della politica, noi abbiamo avuto una Presidente del Consiglio che è andata ad accogliere all'aeroporto un assassino per ora condannato in tutti i giudizi previsti, che si chiama Chico Forti. Cioè, non è pensabile per me che debba andare il Presidente del Consiglio ad accogliere questa persona in aeroporto. È un brutto segnale che si dà alla gente. Perché pare che di soldi ce ne siano pochi, almeno a giudicare dal fatto che ci dicono che l'Ispettorato del Lavoro è sotto organico anche in Veneto, almeno così ci racconta chi ci lavora, purtroppo. Callegari. Sì, io penso che su questa faccenda devono essere fatte delle indagini e solo dopo le indagini riusciremo a capire lo scenario, perché è evidente che dietro questa immigrazione clandestina, perché questi erano clandestini regolarizzati da quello che ho letto, però ovviamente quello che si legge sui giornali, regolarizzati in Campania, Napoli e Caserta, quindi bisogna capire chi ha portato queste persone di qua e chi ha preso i contatti poi con le realtà agricole del nostro territorio e da chi sono governate queste realtà agricole, perché io non vorrei che trovassimo delle sorprese un po' strane. Di fatto poi sembra che questo caporale sia andato via a febbraio e quindi adesso siamo a luglio. Da febbraio a luglio
che cosa è successo in questi 5 mesi qua, cosa hanno fatto queste persone, hanno continuato a lavorare, li hanno presi, sono rimasti chiusi, cioè, la cosa per me è abbastanza confusa, come molte volte succede quando emerge un bubbone e devono prima cercare di chiarire com'è la faccenda. Sicuramente dietro a questa gestione c'è qualche organizzazione criminale, come sempre c'è dietro lo sfruttamento degli extracomunitari che arrivano nel nostro territorio. Poi però c'è anche da dire che anche l'assessore all'agricoltura, l'assessore regionale all'agricoltura Canella, l'altro giorno ai nostri microfoni, ha chiamato un po' ha fatto una chiamata alla responsabilità anche agli operatori agricoli veneti, dicendo: se uno vede che la roba costa così poco, forse dovrebbe farsi qualche domanda. Giustamente, questo è successo anche nel settore calzaturiero nostro, nella riviera del Brenta, quando c'è stata l'esplosione di tutti i laboratori cinesi che facevano le suole delle scarpe, ed erano gli stessi imprenditori che chiudevano l'occhio e lasciavano che fossero questi laboratori cinesi di gente sottopagata che stava nei sottoscala a lavorare 24 ore su 24, però producendo dei prodotti a bassissimo prezzo. Questo è vero, insomma. Al Calegari, prego, vada lei, perché ho visto che aveva già a me fa piacere ovviamente che quell'area venga rimessa a posto, perché ormai è dal lontano 2008 che è ridotto in condizioni pietose. Hanno fatto sì un parcheggio per le auto, ma il resto ha proprio una sensazione di abbandono. Ovviamente sono arrivati al compromesso di avere una parte in area commerciale e una parte in area abitativa per dare un ritorno economico a chi ha acquistato e ha fatto l'investimento, che ovviamente mi incuriosisce il fatto della LII che abbia, dopo 2 supermercati uno attaccato all'altro, non so che fine farà uno dei 2 che hanno appena ristrutturato. Ci sono delle palazzine da 6.000 al metro quadro, dove di fianco c'erano i giardini dove facevano il mercato del rubato, insomma, tanto perché c'è il contrasto che c'è tra le due città. E poi l'ultima cosa, scusatemi, che quella parte come è stato detto nel servizio, quella parte di Mestre dove c'era l'ospedale è la parte più antica di Mestre, perché lì ci stava prima dell'ospedale il famoso Castelvecchio. E del Castelvecchio è rimasto, io spero, perché ho chiesto che venga riqualificato, mi hanno assicurato di sì, c'è un ponte medievale, esatto. C'è un ponte medievale che è praticamente coperto dalla vegetazione, da cose, è la parte più storica e antica. La prima cosa che ha fatto il governo Meloni appena insediatosi nell'autunno del 2022, nella legge di bilancio successiva, è stata quella di stanziare fondi importanti per le famiglie. Briciole. Faccio un esempio. Raccoglie una situazione disastrosa da decenni. Non li hanno ancora erogati. Però non è vero, non è vero. Te lo dico io perché ho mia figlia. Io ho un figlio, dallo Stato grazie al governo Giorgia Meloni. Non se ne è accorto nessuno. Ma non è vero, questo state dicendo non falsità. se ne è accorto nessuno. Stai dicendo una falsità. Incremento dell'assegno unico universale. Hanno sostituito dei bonus con un altro. Rimborso del bonus asilo nido. Che ha fatto il governo Meloni. Ma di cosa state parlando? Questi sono dati. Questi non sono stati erogati, non andate a raccontare cose. Ma sta dicendo che sono erogati l'assegno unico universale? Ma lo sta dicendo in maniera errata. L'assegno unico universale l'ha fatto Giorgia Meloni, ma non lo dico per fare, ma sono i dati, ne parlo ogni giorno, sole 24 ore anche. Non sono stati erogati. Ma cosa sta dicendo? Ogni mese io ricevo, grazie al governo Meloni, l'assegno unico universale. C'erano gli assegni familiari prima. Esatto. Hanno cambiato il nome. Ma gliela sua figlia, non è che sia un segreto. Ma lei dice che non vengono erogati soldi. Non sono mai stati erogati. Non ha figli. Dice che non ha figli e non vengono erogati soldi. No, di figli ne ho 3. Va bene, di nipote ne ho uno. Penso che abbiano più di 21 anni. Certo, non può prendere l'assegno unico, no? E sono più. Vabbè, lasciamo perdere, va. Comunque, le parlo, non le viene a raccontare qua di fronte ad altre persone, capito? Vola troppo alto. Mi rivolgerei a un giudice allora di si sente, no? e chiederei a Venturato, intervenire tutti, poi sentiamo da Venturato se li hanno regati o no questi soldi. Venturato, ma le hanno dati questi soldi o no? Però non è risposto se è stato erogato. Ancora l'ha detto. Allora, l'erogazione
Caligari, l'erogazione lo sa meglio di me che è un momento successivo all'assegnazione. Quindi di fatto quando uno ha diritto in base alla domanda, non sempre l'erogazione è contestuale all'assegnazione. Però, quindi attualmente non è stato erogato, Ancora. punto. Allora Dato lei reale, non di stiamo fantasia. dicendo tutti la stessa cosa, cioè vale a dire che lei faccia la puntualizzazione sul fatto che non è stato ad oggi ancora erogato per alcune persone è corretto. Perché? Perché l'erogazione è Mi basta come risposta. Non so se sono insomma è stato un parere salomonico, perché più o meno io salomonico. Nonostante che Poi, qualcuno dicesse di no, ma non è che io voglio essere salomonico per dare ragione a tutti. no, è che no, assolutamente. dato il reale, meccanismo punto. contributivo è un resto sono meccanismo chiacchiere. che va chiarito di quello che è. Cioè io non posso, se mi fate una domanda tecnica vi rispondo in maniera tecnica. Certo, no, Cioè, ma infatti io Sei tra stato l'altro perfetto. Grazie. Degli Comunque sono spazi tante enormi. le categorie che hanno avuto agevolazioni, non solo gli insegnanti, perché parliamo dell'esercito, per dire, Sì. no? Quando non era un Anche i esercito di sindacati. gente Anche che nel andava privato, Anche i sindacati, anche nel privato. Anche i e dopo sindacati. sappiamo che dentro la cassa dell'INPS sono andati negli anni 70 ad attingere i soldi per pagare altre cose. Quindi Qualche cassa integrazione? Cassa integrazione di qualche grossa azienda. Quindi diciamo che- è una sommatoria. Sì, per carità, io ho di puntualizzato fattori. solo Sì, su sì, due no, ma è aspetti, giusto, però è giusto. hanno compromesso realmente le pensioni dei E ci giovani. sono ancora delle categorie che hanno delle agevolazioni, perché io vi racconto questa qua in sintesi perché è molto importante. Quando io sono andato a lavorare, sì, sono andato giù a Roma a fare il parlamentare, ero dentro in commissione e assisto alla festa di pensionamento della segretaria di commissione, ma giovane, e domando, ma com'è che è possibile che... Perché alcune categorie che lavorano in Parlamento avevano il contratto agganciato a quello dell'esercito, del lavoro e delle forze dell'ordine, del lavoro usurante. Questo per farvi, e io sono convinto che se si va a scavare e vedere se è ancora in piedi questa cosa qua, è ancora in piedi. Quindi non è una cosa del passato. Tante disparità. non è un paese questo per giovani mestri nere. Grazie anche a Corrado Callegari e buonasera anche a lei.